Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Con oggi sarà la terza e ultima parte, attraverso la quale appunto esauriremo l'argomento della ricerca della casa. Così poi potremmo affrontare in altre due parti l'argomento della protezione della casa. La prima parte di questo argomento sarà destinata alla protezione di tipo radionico e la seconda parte di tipo magico. Torniamo però a questo argomento di oggi, che è la ricerca della casa. Allora, abbiamo visto finora come individuare la zona, come individuare le strade, come individuare una serie di appartamenti e adesso prendiamo in esame appunto uno degli appartamenti visionati, che sarebbe poi quello che abbiamo visto nella seconda parte di questa indagine, che appunto risultava positivo per noi. Vediamo appunto cosa aspettarci da questo appartamento, quale altro tipo di indagine possiamo approfondire ed eseguire. Perché questo? Perché chiaramente se risulteranno 2, 3, 4 appartamenti positivi per noi, oltre a sceglierli per un valore estetico, potremmo sceglierli anche da un punto di vista energetico, cioè capire cosa è in grado di donarci un appartamento piuttosto che un altro e dunque orientare la scelta anche sulla base appunto di queste ulteriori caratteristiche. Noi vedremo infatti un primo circuito, cioè un primo quadrante, scusate, che parla appunto di colori, poiché ogni raggio di colore può indicarci qual è la scia energetica di questo luogo, di questo appartamento. Verificheremo se ci sono o meno delle falde acquifere sotterranee e guarderemo ancora una scala percentuale sul tipo di nocività e la percentuale appunto di nocività dell'ambiente. Procediamo dunque. Ho qui un bellissimo quadrante che è dono del Picchi, Giorgio Picchi, che guarda appunto dal punto di vista dei colori il tipo di influenze che ha ricevuto il luogo. È diviso, non so se l'avete visto, comunque potete ritornare sull'immagine del circuito, cioè, scusatemi, del quadrante e metterlo in pausa così che possiate replicarlo anche voi a casa se non avete a disposizione il quadrante del Picchi. Abbiamo visto appunto che è diviso in due parti, positivo e negativo, poiché uno stesso raggio può avere una polarità positiva e una polarità negativa. E a seconda di quello che verrà fuori, sapremo appunto qual è il tipo di influenza che ci darà. Ricordiamoci che le influenze sono sempre a doppia mandata, non esiste un canale a senso unico, poiché il grado di vibrazione che raccogliamo nell'ambiente corrisponde al tipo di influenze che ha ricevuto quello stesso ambiente non solo da fattori esterni ambientali, ma anche dalle persone che l'hanno vissuto, dalle attività che erano svolte all'interno, dal tipo o meno di armonia che c'era tra gli abitanti di questo appartamento e di conseguenza è impregnato di determinate forze, così che anche noi alla fine della nostra permanenza nell'appartamento avremo lasciato la nostra impronta. Dunque noi daremo un influsso alla casa, all'ambiente e lo riceviamo di conseguenza. Dunque già un'altra caratteristica può essere quale qualità ha questa casa e cosa era più solita ospitare e vivere e dunque in che modo può influenzare o meno le nostre attività all'interno della casa. Faccio un esempio più pratico: se è una casa dove c'è stata applicata molta fede, si è pregato tanto, avrà un tipo di colore e di vibrazione
Al suo opposto una mancanza di fede avrà la polarità negativa dello stesso colore. Oppure se è una casa in cui ci si è occupati tanto di salute, e, dunque in positivo e in negativo avremo una scia di colore. Se è una casa che è stata luogo di studio o di approfondimento o proprio di indagine, ricerca di tipo proprio studioso, insomma, ecco che avrà un altro influsso ancora e così via. I colori dunque sono quelli della scala cromatica che appartengono all'arcobaleno, sono i sette colori principali. Vediamo appunto ora come indagare sulla base di questa scala. Come abbiamo visto ieri, prendiamo la scia energetica usando le foto che sono il testimone di questo luogo. Per qualche istante guarderemo, anche se è solo a schermo, guarderemo l'immagine posizionando il nostro pendolino davanti e lasciando appunto che assorba le vibrazioni. Ci portiamo poi sul quadrante, spero si veda, sì. A questo punto poi facciamo la ricerca sulla base dei colori. Ecco che viene un blu positivo. Blu positivo corrisponde a una vibrazione, ne ho parlato poco prima, senza associarne il colore, ma corrisponde a una vibrazione legata agli studi, alla comunicazione. Dunque sicuramente quella casa ha ospitato molte persone, è stata oggetto di incontri o di studi, di scambi comunque di natura positiva e quindi possiamo dedurre che con questo background sia in grado di influenzare positivamente questo genere di settore della nostra vita, poiché già ha questa scia. Passiamo avanti. Allora, esaminato questo aspetto che ci risulta positivo, chiaro che faremo la stessa cosa per altre case, così da vedere, cioè gli altri alloggi che alla prima scrematura sono rimasti validi, così da poter scegliere sulla base del tipo di influenza che preferiamo ricevere, o almeno questa sarà una delle voci e dei criteri di scelta. Vediamo un altro quadrante molto importante, che è un quadrante che parla di percentuali. Allora, qualsiasi quadrante che riporti una scala da 0 a 100 andrà benissimo, lo potrete anche disegnare voi usando magari la separazione di 5 gradi percentuali. E ovviamente 0 è l'assenza, cioè la percentuale a 0 vuol dire che non c'è una percentuale di quella cosa che chiederemo, al 100% vuol dire il massimo. Allora, con una scala di questo tipo possiamo chiedere qualsiasi cosa espresso in percentuale. In questo caso noi chiediamo qual è la percentuale media di nocività di questo appartamento. Allora, la scia energetica l'abbiamo già presa, ma se vogliamo rifacciamo la stessa cosa, di nuovo ponendo il pendolino davanti all'immagine, anche a schermo, ripeto, va benissimo. Una volta presa la scia energetica ci posizioniamo e vediamo qual è la percentuale di nocività, la percentuale media di nocività di quell'alloggio. Scusate, mi sono dimenticata di adattare, ecco, sì, più qua. Ok, vediamo. Ovviamente aspettiamo che vada ad oscillare sempre sullo stesso punto, finché non lo fa chiaramente abbiamo ancora da attendere. Ecco, allora è sui 30-35%, dunque è una percentuale debole. Debole significa che questo luogo impatta in modo debole sulle persone, cioè la nocività è bassa. Possiamo comunque indagare ulteriormente cercando di capire da cosa può dipendere questa nocività
e abbiamo appunto un altro quadrante che parla delle onde nocive, è in francese anche questo, e molto velocemente vi dico, potete disegnarlo voi stessi facendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 spicchi, 12 spicchi che dividerete così: geologia, geomagnetismo, tellurismo più energie, attività umano, materiale, fisico, elettrico-magnetico, elettrico e magnetico, elettrico-magnetico, biologico, paranormale, formologico, altro. Allora, è chiaro che poi, volendo, la ricerca può ulteriormente essere approfondita, poiché nel momento in cui vediamo quali sono le onde nocive, all'interno per esempio delle onde nocive di tipo materiale, esiste poi una gamma per specificare di quale natura materiale è appunto derivante l'onda nociva. Questo perché? Perché esistono poi dei rimedi di tipo radionico che possono essere posti in atto e in essere per diciamo ridurre l'impatto di queste onde nocive. L'unico rimedio, scusate, l'unica nocività che è praticamente impossibile da correggere se non con palliativi di tipo temporaneo è l'onda nociva che arriva dalle sorgenti sotterranee. Vi apro una velocissima parentesi riguardo a questo, dunque io non starei neanche a controllare se a che profondità, di che natura, quanta durezza o quanto calcare presenta quell'acqua, che pH, cioè queste sono ricerche che possono essere fatte, assolutamente esiste la possibilità, ma noi non stiamo andando a cercare fonti d'acqua, stiamo andando soltanto ad assicurarci se esiste o meno una nocività che possa derivare da una presenza di acque sotterranee. Perché tanto interesse per le acque sotterranee? Lo spiego subito. È chiaro che se le acque sotterranee sono a una determinata profondità, il loro impatto sulla nostra salute fisico-mentale è inversamente proporzionale, cioè quanto maggiore è la distanza e la profondità delle falde, dei corsi, della presenza comunque di acqua sottoterra, è minore, dunque maggiore la distanza, minore l'impatto sulla persona, minore la distanza, maggiore l'impatto sulla persona. Purtroppo l'acqua e il suo scorrimento estremamente veloce condiziona dal punto di vista psichico le persone, al punto da portare seri disturbi, per cominciare nella qualità del sonno, non solo i nodi terrestri, ma anche la presenza di acque sotterranee possono inficiare il riposo, senza contare che possono danneggiare anche alla lunga il sistema nervoso. In che senso? Nel senso che si diventa molto più suscettibili, addirittura oltre che a livello emotivo, sappiamo quanto l'acqua sia collegato al mondo dell'inconscio, ma addirittura ci condizionerà al punto di percepire delle vere e proprie presenze in casa, proprio perché l'energia e la quantità di energia che è sprigionato dai corsi d'acqua, dalla presenza dell'acqua, dalle grandi masse d'acqua è veramente notevole e può addirittura manifestarsi come, quasi come delle presenze, ecco. Dunque subito verificheremo con il quadrante del sì e del no, che conoscete benissimo, se esiste una nocività derivante da acque sotterranee. Perciò lo faccio in diretta con voi. Esiste per quell'appartamento una problematica legata a acque sotterranee? No. La risposta in questo caso è no. Allora, diciamo che in un certo senso era prevedibile, perché avendo già in origine visto se l'alloggio, l'appartamento, la casa, quello che è, può essere anche la ricerca di uno studio, qualsiasi cosa, se già era risultato positivo per noi, ecco, è molto probabile che fosse già incluso l'assenza di questo genere di problematica. Andiamo dunque oltre con quest'ultimo quadrante che riguarda le onde nocive.
Dunque, adesso che abbiamo esaurito l'argomento dell'acqua, appunto, vediamo un po' queste onde nocive, questo 30-35% che è emerso, a cosa è collegato. Ok, risulta biologia, perciò deve essere qualcosa legato a qualche forma di vita, può essere la presenza di qualche colonia batterica, magari delle muffe o delle cose del genere che saranno appunto da verificare. Ehm, a questo punto direi che abbiamo visto più o meno tutto quello che si può eh, controllare a grandi linee su un'abitazione e direi che possiamo concludere qui questa serie di video e abbiamo appunto questo momento, questo punto della ricerca, le idee molto più chiare su cosa ci aspetta e su cosa appunto possiamo muovere o intervenire ancora sul, sulla qualità della vita di quell'appartamento, insomma. L'ultima domanda che potremmo porgere al pendolino, potremmo farla tranquillamente con il quadrante del sì e del no, ed è legata a eventuali problematiche con i vicini. Qualcosa che non si tiene mai abbastanza in conto quando si sceglie una casa, ma è quasi sempre fonte della maggior parte delle problematiche, soprattutto quando si deve condividere uno spazio come lo spazio vitale all'interno di un condominio dove le energie e le vibrazioni di scambio sono tantissime e non è detto appunto che ci sia il giusto grado di armonia. Dunque è giusto valutare anche se esiste la possibilità di problematiche con i vicini. Facciamo ancora allora, la domanda diretta, se quell'alloggio potrebbe dare problemi con i vicini. Come vedete è andato sul sì e dunque questo è un aspetto da tenere in considerazione nel momento in cui appunto si fa poi la scelta. Vi segnerete tutte le voci e i risultati dell'indagine e alla fine, quando avrete fatto le stesse domande per gli appartamenti che erano risultati positivi, sceglierete appunto quello che vi sembrerà più adatto a voi, tenendo appunto in considerazione tutte le indagini e le cose che avete individuato. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione, come vi ho anticipato all'inizio, riguarderà la protezione radionica della casa. A presto, un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.